Buonasera amici di Fanner e benvenuti al Circolo Sportivo Atletico 2000. Questa sera per la Serie 2 della Lega Calcio 8 vedremo affrontarsi Victory Gym contro Gruppo Project Team Immobiliare. Appoggio sbagliato, qui ne approfitta il Gruppo Project Team con il suo numero 27 che va in porta, bella parata. Punizione in mezzo e parata miracolosa qui, c'è a trovare ancora conclusioni pulite. In ogni caso crea di più qui. Tiro di Cuna e risposta plastica del portiere del Gruppo Project Team. Buon recupero il Victory Gym che manovra sulla fascia di sinistra, palla in mezzo a cercare miracolo col tacco. Buona parata però, anche Piras in mezzo pronta a staccare. La palla va invece verso Di Giandomenico, conclusione da fuori di Chinagli e bella parata qui del portiere del Victory Gym. Per concludere a rete e la sbaglia clamorosamente, Negro va in porta, miracolo del portiere Di Giandomenico, altra parata, si salva il Victory Gym. Occasione su calcio piazzato, ci sarà la battuta di Campani che la mette in mezzo, addirittura va sulla traversa. Tentativo di contropiede, c'è Di Giandomenico che viene fermato e subisce un fallo vicinissimo all'area di rigore. Campani va dritto in porta, raso terra, Sposato non la trattiene, il Gruppo Project Team Immobiliare va in vantaggio 1-0. Allarga su Di Giandomenico, c'è anche Negro, servito Chinagli con il destro, va su Negro, Sposato però la para molto bene. Recupero palla del numero 10 Di Giandomenico, allarga sulla destra proprio per il compagno che tenta il dribbling, può andare in porta e c'è un gran salvataggio di Sposato per il Victory Gym. Dribbling qui di Nazareth, palla recuperata dal Gruppo Project Team, fallo però. Campani col sinistro va in porta e trova una fantastica doppietta su calcio piazzato. 2-0 per il Gruppo Project Team. C'è il buon recupero del numero 10 che trova Di Giandomenico, può concludere a rete, serve di nuovo invece il compagno che si accentra, arriva il tiro e il palo. E serve Piras, alla fine la sfera va su Negro che ha un buon sinistro e c'è anche la bellissima risposta di Sposato. Urraci a cercare Valentini che la mette di prima su Piras, bellissimo il velo per Negro che va in porta e segna la rete del 3-0 per il Gruppo Project Team. Arriva però il triplice fischio dell'arbitro, la doppietta di Campani e la rete di Negro regalano i 3 punti e il 3-0 al Gruppo Project Team Immobiliare contro il Victory Gym.